Eder. Mac. Pallister. Sacchi neri, pizzeria Delfino e carabiniere Enzo. Il retroscena che agita il caso Resinovic. La nuova figura che si affaccia sullo sfondo del caso Liliana Resinovic è un carabiniere, o meglio, un tale Enzo. Così viene indicato nel conto dell'ex titolare della pizzeria Delfino, Alfonso Buonocore. Secondo la sua versione, dopo la morte di Liliana, un amico carabiniere gli avrebbe consigliato in modo informale di stare fuori dalla vicenda dei sacchi neri e di non mettersi nei guai. Un dettaglio solo in apparenza marginale, che però tocca alcuni nodi delicati dell'inchiesta. Il cuore del racconto di Buonocore ruota sempre attorno agli stessi passaggi. Tra il 2019 e il 2020, mentre sta buttando l'immondizia davanti al Delfino in via Nordio, Liliana si sarebbe avvicinata chiedendogli un sacco nero per rifiuti. Il giorno successivo, sempre secondo questa versione, avrebbe richiesto un secondo sacco, raccomandandogli di non dirlo al marito Sebastiano Visintin. L'ex ristoratore afferma di avere ancora un lotto di sacchi identici, spessi e robusti, acquistati da una ditta della zona di Grado, destinati a essere confrontati con quelli repertati sul corpo di Liliana. Per anni, però, questa storia resta chiusa in un cassetto. Buonocore decide di parlarne con Sebastiano solo molto tempo dopo, quando il caso è ormai esploso sui media e la figura di Liliana è diventata centrale nel dibattito cittadino. Organizza un incontro in casa Visintin, registra la conversazione e consegna in seguito l'audio agli inquirenti. Il motivo del silenzio iniziale nella sua versione è proprio il consiglio di un amico carabiniere, identificato come Enzo, che gli avrebbe suggerito di non infilarsi in una vicenda così delicata. Ed è proprio all'interno di questo dialogo registrato che spunta un dettaglio chiave. A un certo punto, mentre ricostruisce le frequentazioni e le cene fatte in passato, Buonocore racconta di essere stato a tavola con Sebastiano, con Liliana e con una coppia di amici formata da Adriana ed Enzo. Incredibilmente, in un passaggio si lascia scappare la forma Adriano ed Enzo, per poi correggersi. Una svista significativa che dà l'impressione di qualcuno che sta ripetendo una parte già ripassata a memoria. Il punto centrale però è un altro. Adriana ed Enzo sono descritti come una storica coppia di amici di Sebastiano Visintin, presenti da anni nel suo giro di conoscenze. Di conseguenza prende corpo l'ipotesi che questo Enzo, indicato come carabiniere, possa essere proprio l'Enzo metà della coppia Adriana ed Enzo, cioè uno degli amici storici che ruotano attorno alla vita di Sebastiano. A questo punto la domanda è inevitabile. Enzo carabiniere e l'Enzo della coppia Adriana ed Enzo sono la stessa persona. Il fatto che Buonocore li collochi a tavola insieme a Liliana e a Sebastiano e che proprio a questo Enzo attribuisca il famoso consiglio di stare alla larga dalla storia dei sacchi spinge la ricostruzione un passo oltre la semplice suggestione. Resta vero che allo stato attuale non esiste un atto ufficiale che certifichi in modo esplicito questa identità. Tuttavia l'incrocio tra il racconto della cena, la storicità della coppia Adriana ed Enzo nel giro di amici di Visintin e la qualifica di carabiniere resa pubblica da Buonocore rende molto più concreta l'ipotesi che il tale Enzo non sia un personaggio generico, ma un volto ben preciso della cerchia di Sebastiano. Questo dettaglio va letto anche alla luce delle falle della prima fase di indagine. Nella vecchia inchiesta, chiusa con l'archiviazione per suicidio prima della riapertura del fascicolo, la figura dell'amico carabiniere non compare. Non c'è traccia di Enzo, né di un militare che suggerisce il silenzio, né del racconto dei sacchi forniti davanti alla pizzeria. Tutto questo entra nel quadro solo in una fase successiva, mentre sono in corso i nuovi accertamenti su sacchi, cordino e reperti collegati al ritrovamento del corpo. C'è poi un elemento cronologico pesantissimo. La pizzeria Delfino di via Nordio è un locale storico a gestione familiare, ma risulta chiusa da anni. La fine dell'attività viene collocata proprio tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, con una data simbolica di chiusura fissata al 23 dicembre 2019. Se il locale ha davvero cessato ogni attività in quel momento, è evidente che nel dicembre 2021, quando Liliana scompare e poi viene ritrovata nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico, la pizzeria non è più operativa. Questo significa che, anche ammesso che il racconto di Buonocore contenga una parte di verità sul periodo 2019-2020,
non può in alcun modo spostare in avanti la scena dei sacchi fino alla vigilia della scomparsa di Liliana. Il Delfino chiude troppo presto, perché un eventuale Enzo carabiniere, anche se coincidente con l'Enzo amico storico di Sebastiano, possa entrare nello scenario del dicembre 2021 come testimone diretto di movimenti collegati ai sacchi. La figura di Enzo in questo senso resta confinata agli anni precedenti, in un contesto temporale che non coincide con quello della morte di Liliana. Sul piano scientifico, poi, i dati sono ancora più netti. I sacchi repertati sul corpo di Liliana sono 2 buste di cellofane nero per rifiuti, di dimensioni diverse, e non presentano impronte digitali utilizzabili, nemmeno della stessa Liliana. L'unica traccia biologica maschile rilevante emerge non sui sacchi, ma sul cordino che tiene a collare i sacchetti più leggeri. Quella traccia non è compatibile con il DNA di Sebastiano né con quello delle persone finite finora nel perimetro dei controlli. In questo quadro, il carabiniere di Sebastiano, identificato come Enzo e verosimilmente accostabile alla coppia Adriana ed Enzo, non corrisponde né per tipo né per misure alle tracce trovate sul corpo di Liliana. In altre parole, anche se domani Enzo dovesse uscire allo scoperto e confermare di avere consigliato a Buonocore di tacere, il suo ruolo resterebbe collocato sul piano delle confidenze, non su quello della scena del crimine. Si tratterebbe di un amico carabiniere interpellato in modo informale da un conoscente, non di un soggetto che entra fisicamente nella gestione dei sacchi o del cadavere. L'uomo che ha lasciato la traccia biologica sul cordino continua a rimanere un'ombra senza nome, che non coincide con il profilo dell'amico militare descritto finora. Sul versante dei luoghi emerge anche una curiosità visiva. Nelle fotografie della pizzeria Delfino che circolano online non compaiono solo l'insegna di Via Nordio, gli interni semplici del locale e i piatti di pesce, ma anche alcune inquadrature che sembrano ritrarre scorci diversi dal marciapiede davanti al ristorante. Tra questi spiccano immagini riconducibili alla Galleria Rossoni, la storica galleria coperta che collega Corso Italia ad altre vie del centro di Trieste. Non è un elemento penalmente rilevante, può trattarsi semplicemente di foto di contesto caricate da chi ha voluto mostrare anche il cuore del centro cittadino. Ma contribuisce allo scenario complessivo, in cui la pizzeria Delfino e la geografia del centro si mescolano continuamente al racconto dei sacchi neri. Tirando le fila, l'unico vero avanzamento narrativo è il fatto che il carabiniere venga indicato per nome, Enzo, e che questo nome si sovrapponga con forza all'Enzo della storica coppia di amici Adriana ed Enzo. Tutto il resto, dal possibile peso di questa amicizia nella dinamica dei rapporti attorno a Sebastiano, fino all'idea che possa avere un ruolo decisivo nella morte di Liliana, rimane nel campo delle ipotesi. I punti fermi sono 3. La pizzeria Delfino è chiusa da anni e non è più operativa all'epoca della scomparsa. La cronologia del racconto di Buonocore è vaga e oscillante e le perizie scientifiche non hanno collegato alcun carabiniere, Enzo o chi per lui, ai sacchi al cadavere di Liliana Resinovic. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.